Apriamo le nostre Bibbie, gloria a Gesù, leggiamo la prima lettera dell'Apostolo Pietro, capitolo 4, prima lettera dell'Apostolo Pietro, capitolo 4, gloria a Gesù. Quando lo avete trovato mi date un amen. Amen. Leggiamo questo capitolo 4 fin dal primo versetto. Alleluia. Dice la parola del Signore: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illeciti pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo che anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune di tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito secondo la volontà di Dio. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma o il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Versetto 12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore, o perché si immischia nei fatti altrui,
ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono il Vangelo di Dio? Versetto 18: e se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. Amen. Signore, ti ringraziamo questa mattina. Grazie per la tua parola. Aiutaci, Signore, a meditarla. Parlaci attraverso di essa. Che la tua parola, Signore, possa rimanere nei nostri cuori, nella nostra mente. E aiutaci, Signore, ad ascoltare il consiglio della tua parola e soprattutto, Signore, a metterla in pratica nella nostra vita personale. Nel nome di Gesù rimani con noi fino alla fine, ti chiediamo. Grazie Gesù. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. L'Apostolo Pietro scrive alla Chiesa, ai cristiani, e questo capitolo 4 è molto intenso nel suo contenuto, giacché Pietro dice che Gesù ha sofferto e pertanto può capitare, perché non sempre è così, che anche noi soffriamo in Cristo. E quando noi soffriamo in Cristo, dice Pietro, quando vi troverete nelle svariate prove o sofferenze, dice Pietro, beati voi. Oggi ci troviamo in tempi, fratelli, dove a nessuno piace soffrire, a nessuno. Anzi, a nessuno è piaciuto soffrire mai. Però i cristiani sono stati, come posso dirlo, sono stati istruiti. I cristiani sono stati insegnati. Ai cristiani gli è stato detto fin dal principio, Gesù Cristo lo disse, quando Gesù Cristo chiamò i primi cristiani, chiamati allora discepoli, Gesù diceva: se qualcuno mi vuole seguire, deve rinnegare se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Gesù chiamò i cristiani così, con queste parole. Gesù parlava ai cristiani e la prima cosa che lui faceva nel loro insegnamento, dato che lui è stato un maestro, era Dio, era il Salvatore, ma insegnava. Perciò quelli che lo seguivano si chiamarono discepoli. Il discepolo è uno che impara dal suo maestro. I cristiani, prima di chiamarsi cristiani, si chiamarono discepoli, perché ascoltavano il maestro e imparavano, ma non soltanto imparavano, lo mettevano in pratica. Perché se c'è un maestro che insegna e c'è un discepolo che impara, la responsabilità del discepolo è mettere in pratica ciò che il suo maestro gli sta insegnando. Tanto che dice la scrittura, e Gesù stesso lo disse, che il traguardo o la meta del discepolo è diventare come il suo maestro.
essere uguali al suo maestro. Questo lo ha detto Gesù stesso. I cristiani dovevano e avevano il compito di diventare come lui, come Gesù. E perciò noi nella Bibbia troviamo, fratelli, che se dice la Bibbia che se qualcuno dice di appartenere a Gesù, deve camminare come lui camminò. Dice la Bibbia che noi dobbiamo avere lo stesso sentimento di Cristo. Dentro di noi deve esserci lo stesso sentimento di Cristo. Ciò che Gesù voleva fare o ciò che Gesù desiderava, lo dobbiamo desiderare anche noi. E dice la Scrittura, l'Apostolo Paolo dice che noi abbiamo la mente di Cristo. Quante volte nella Bibbia noi troviamo questa uguaglianza con Gesù, perché il discepolo o il cristiano alla fine il suo traguardo è essere come Cristo, assomigliare a Cristo, perciò è passato da discepolo a cristiano. Un cristiano è stato definito dagli studiosi della Bibbia, Cristo è Cristo, ma un cristiano si traduce anche come piccolo Cristo, un piccolo Cristo, perché Cristo è Cristo e lui era Dio, ma ogni persona che decide di credere in lui diventa in un certo senso un Cristo, un piccolo Cristo. Perciò si chiamarono i seguaci di Gesù cristiani, piccoli unti. Ora, dice Pietro nel versetto 1, poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. Vuol dire che noi dobbiamo avere lo stesso pensiero e non possiamo far finta che andrà sempre bene, oppure che noi non vedremo mai una sofferenza, oppure che andrà tutto liscio, come si dice in italiano o in Italia. Noi cristiani, fratelli, abbiamo dei problemi, alcuni più grandi degli altri. Non so voi, ma io ho problemi. A me arrivano problemi, arrivano prove, e a volte arrivano a secondo la posizione che uno ha nella Chiesa di Cristo. Se il pastore è il pastore, allora il problema deve essere più grande di quello di un cristiano che frequenta la Chiesa e che non ha tanta responsabilità come quella del pastore. Però arrivano. Per noi pastori la vita non è facile, nel senso che va tutto bene, sempre bene. No, non è così. Ma la Bibbia ci insegna, la parola di Dio ci insegna, come lo è sempre stato, che noi non ci dobbiamo illudere, che non passeremo mai una prova o che non passeremo mai un problema, perché li passeremo, fratelli. Ed è lì che noi metteremo alla luce o dimostreremo la fede che noi abbiamo. Perché se noi siamo uomini o donne di fede, il problema o la sofferenza non ci fermerà, non ci bloccherà, non ci abbatterà. Ma se noi non abbiamo fede, allora il primo problema che arriva ci butta a terra e noi non ci rialziamo più. Il problema arriva per formare o per modellare il nostro carattere. Molto spesso arriva soltanto per vedere come noi reagiamo, ma come ho detto spesso, la prova non serve a Dio. A volte noi mettiamo alla prova un'altra persona perché noi abbiamo bisogno di capire com'è quella persona, ma Dio no. Dio sa già come noi siamo, perché Dio è Dio e lo sa tutto. Ma la prova che Lui ci manda non serve a Lui, serve a noi. Quando Dio mi manda una prova per provare la mia fede, non è a Lui che serve, sono io che mi devo rendere conto come sono messo con la mia fede. Perché quando io vedo che nella prova non resisto, allora me ne rendo conto io
che non sto bene. Armatevi dello stesso pensiero. Armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Ora partiamo con il nostro tema. Armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto rinuncia al peccato. Versetto 2 dice: per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Alla volontà di Dio, per consacrare il tempo che ci resta da vivere. Da quando noi siamo arrivati a Cristo, da quando Lui ci ha chiamati, per noi è iniziato una nuova vita, ma anche un nuovo tempo. E questo tempo è l'ultimo tempo che ci rimane. E finché dice, per quel tempo che ci rimane da vivere su questa terra, in una nuova vita, ora, dice, noi dobbiamo imparare a rinunciare al peccato. E che cosa vuol dire? Non facendo più le stesse cose che facevamo quando non conoscevamo Dio. Non vivendo più nello stesso modo in cui vivevamo prima di conoscere Cristo. Prima che Lui ci chiamasse, dobbiamo vivere un'altra vita, la nuova vita, rinunciando al peccato. Il versetto 3 dice: basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orgie, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro e agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Basta, dice Pietro. Basta, versetto 3. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà del peccato e dei peccatori. Basta il tempo già trascorso prima di conoscere Cristo. Da adesso in poi, dice il Signore nel versetto 1, dobbiamo imparare a rinunciare al peccato. E questo è ciò che noi dobbiamo fare da quando abbiamo conosciuto il Signore. Da lì in poi noi dobbiamo vivere la nostra vita in una vita di rinuncia al peccato, non vivendo più per la nostra volontà, ma vivendo secondo la volontà di Dio, consacrando il tempo che ci rimane da vivere. Consacrare vuol dire santificare, non contaminando questo corpo di questa carne e non contaminando questo tempio che è il tempio di Dio. Perché dice la scrittura che chiunque distrugge il tempio di Dio, che cioè è il corpo, Dio lo distruggerà a lui. Perciò noi dobbiamo consacrarci nel tempo che ci rimane da vivere. Versetto 5: ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Quelli che non vogliono rinunciare, i pagani, che come li chiama Pietro, i peccatori, dice: ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare vivi e morti. Chi sarà questo giudice? Dio, che giudicherà i vivi e i morti. Ora, chi giudicherà? Sarà che Dio giudicherà anche noi?
Dice Pietro nel versetto 17, e ci fermiamo in questi due versetti 17 e 18. Nel versetto 17 dice Pietro: infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, se questo giudizio comincia prima da noi, noi cristiani, dice Pietro, perché questa lettera è stata indirizzata ai cristiani. Se il giudizio comincia da noi cristiani, da noi che viviamo per il Signore, se questo giudizio comincia da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono il Vangelo di Dio? Se Dio giudicherà noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E il versetto più chiaro ed evidente è il 18, che dice: e se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Questa parola a stento, che poteva essere tradotta un po' meglio, vuol dire con difficoltà, a malapena. Vediamola in spagnolo, c'è il versetto in spagnolo? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Il giusto è il cristiano praticante. Il giusto è il cristiano che ha deciso di non peccare. Il giusto è il cristiano che ha rinunciato al peccato, perché perciò è giusto, perché è stato giustificato da Cristo e lui ha deciso di non peccare più. Questo è il giusto. Noi siamo i giusti. Ma Pietro dice: se noi che siamo giusti ci salveremo con difficoltà, perché la nostra salvezza è a rischio, ricordatevelo sempre. Se noi ci salveremo con difficoltà, che ne sarà del peccatore, di colui che non ha voluto rinunciare al peccato, di colui che non ha mai conosciuto né ricevuto Cristo? Che ne sarà di lui? Se noi che siamo giusti con difficoltà ci salviamo, se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Questa mattina voglio chiudere questo pensiero e questo tema iniziato 2 domeniche fa. Si può perdere la salvezza? Così si chiama il tema. Parte 3. La salvezza è la cosa più bella che ci possa essere mai capitata a noi esseri umani. Dice la Bibbia che al principio, quando Dio creò il primo uomo peccò. E da questo momento in poi, da quando il primo uomo pecca, il peccato si trasferisce geneticamente a tutta l'umanità, ed ogni uomo che nasce, ogni donna che nasce peccatore. E nasce già ingiustamente con una condanna addosso, condanna di morte. Ogni essere umano che nasce condannato a morire nell'eternità. Così dice la Bibbia. Io non sto inventando niente. Ogni uomo che nasce, ogni donna che nasce peccatore. E il suo destino, a meno che non sia cambiato,
il suo destino è la condanna eterna. Ma siccome che Dio è il giusto per eccellenza, il nostro Dio, dice che Lui ha messo in moto un piano di salvezza. Si chiama piano di salvezza. E questo piano di salvezza consiste in questo. Secondo il pensiero di Dio, Lui dice: se uno peccò e l'altro nasce peccatore, e questo che nasce dopo deve andare a finire nel fuoco eterno, ad una condanna eterna per colpa di quell'altro che aveva peccato prima, dice Dio: questo qui che è nato peccatore, che colpa ne ha? Ed è così. Se noi siamo nati peccatori, che colpa ne avevamo? Chi ha peccato è stato Adamo. È lui che ha avuto, la prima colpa. Eva, Adamo e tutti quelli che nascono dopo nascono peccatori. Ma siccome che Dio è giusto, perché Dio è giusto, Dio dice: questo che è nato dopo Adamo non ha colpa del peccato di Adamo. Allora dice Dio: io gli provvederò o io gli darò una possibilità di salvarsi. Questo è il piano di salvezza. Io gli darò la possibilità di salvarsi, perché lui non deve per forza andare a pagare nelle fiamme eterne. Dice Dio: gli devo dare la possibilità di salvarsi. Ed ecco che nasce o viene Gesù Cristo, perché dice la Scrittura: un uomo peccò e un altro uomo viene a pagare quella condanna. Gesù nella Bibbia viene chiamato il secondo Adamo. Il primo condannò l'uomo e il secondo viene a salvarlo. Ora, la salvezza, fratelli, avviene per fede. Questo l'abbiamo già visto le 2 domeniche precedenti. La salvezza avviene per fede. Come faceva l'uomo a salvarsi? Per fede. E in che cosa consiste la salvezza? Consiste nel credere che Gesù Cristo, l'uomo che è venuto sulla terra, è Dio, è Signore ed è Salvatore. Se noi riusciamo a credere questo, allora saremo salvati. Ora, noi che siamo nati dopo la venuta di Cristo sulla terra, noi veniamo salvati perché crediamo che Lui è venuto ed è morto sulla croce nel passato. Ma quelli che sono nati prima di Cristo, loro si salvarono credendo che sarebbe venuto Gesù, perché l'arrivo di Gesù sulla terra Dio lo ha sempre dichiarato al suo popolo. Agli antichi Dio ha detto: verrà un Salvatore, e loro dovevano credere che sarebbe arrivato. Quelli che sono nati al tempo di Cristo, che sono quelli che hanno avuto la parte più difficile, dovevano credere che quell'uomo che era lì sulla croce in quel momento era Lui, Dio, il Salvatore, il Messia, il Cristo. E per loro non era facile credere che un uomo crocifisso, perché un uomo sulla croce voleva dire un uomo morto, voleva dire un uomo sconfitto, voleva dire un uomo che non aveva più né volontà né potere alcuno. Ed era difficile per loro credere che quell'uomo sulla croce era Dio. Ma tanti hanno creduto, come Pietro, come Paolo, come Giovanni, come Giacomo. Hanno creduto in Gesù. Altri no. Così nel tempo passato, nel tempo antico, alcuni hanno creduto che sarebbe arrivato, altri no. E oggi alcuni di noi crediamo che Lui è il Cristo, il Signore, il Salvatore, crediamo in Lui, altri no. La salvezza è sempre per fede. Fede vuol dire credere. Credere. Il piano di salvezza
Giovanni capitolo 3 versetto 16. Giovanni capitolo 3 versetto 16. Dice così: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Versetto 17. Infatti Dio non ha mandato suo figlio al mondo per giudicare il mondo, perché chi giudicherà il mondo è Dio, il Padre, così dice Pietro. Non ha mandato suo figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Versetto 18. Chi crede in lui non è giudicato. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. La salvezza consiste nel credere o non credere. È già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il versetto 19 dice: il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Ora, dobbiamo cercare di schiarire bene questi versetti qua, perché dice la scrittura che la salvezza noi la riceviamo per fede, cioè credendo in Gesù come Salvatore. Però questo credere in Gesù non è soltanto credere: ah sì, Gesù, lui è il figlio di Dio. Non è solo quello, perché Giacomo nel capitolo 4 dice: tu credi in Dio? Dice Giacomo: tu credi nel Signore? E fai bene, anche il diavolo crede e trema. Così dice Giacomo. Anche il diavolo crede e trema. E se ci crede il diavolo è che non sarà salvato. Tutti gli uomini possono credere che Gesù è Gesù, che Gesù è il figlio di Dio, che Gesù è il Salvatore, ma la salvezza non consiste soltanto nel credere qui nella mente, perché c'è una grande differenza nel credere in Dio nella mia mente e credere in Dio nel mio cuore. C'è una grande differenza. Se io credo in Dio e in Gesù come Salvatore qui nella mente, io non sarò salvato. Se io credo in Gesù qua nel cuore, allora sarò salvato. Perché il giudizio, dice il versetto 19, il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre. Le tenebre sta parlando di peccato, sta parlando di opere malvagie, di opere cattive, sta dicendo che in questo mondo dove regna il diavolo e i demoni, facendo peccare l'umanità in ribellione contro Dio, è arrivata la luce. Che cosa vuol dire? Dice la Bibbia che un cieco non può guidare un altro cieco. Avevate mai letto questo versetto? Un cieco non può guidare un altro cieco, perché un cieco dice all'altro: seguimi, e tutte e due, dice Gesù, cadono nella buca. Perché? Perché loro cadono nella buca? Perché ciò che il loro mondo di un cieco è il buio totale, non vede niente. Uno chiede ad un cieco: tu che cosa vedi? Niente, c'è un buio totale, non vedono niente. L'umanità è così,
l'umanità vive in un mondo buio, perché l'umanità, dice la Bibbia, è cieca. Ecco perché è arrivata la luce, Gesù. È arrivata la luce che è Gesù, ma perché arriva la luce? La luce arriva perché in mezzo ad un mondo buio dove non si vede niente, Dio mette un cammino, una via che porta in cielo. Ma gli uomini da soli non riescono a trovarla perché è buio, serviva la luce. Gesù arriva e ci fa vedere dov'è il cammino, dov'è la via che noi dobbiamo seguire per andare di là. Cosa dice il Salmo 119-105? Credo che sia il 105, versetto 105. Salmo 119, versetto 105. La tua parola è una lampada al mio piede ed è una luce sul mio sentiero. Dice Giovanni nel primo capitolo che Gesù è la parola. Gesù è la parola. Allora, fratelli, torniamo a Giovanni capitolo 3 versetto 19. Il giudizio è questo. Dice, il giudizio è questo. Giovanni 3, 19. 3, versetto 19. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Allora, se torniamo 2 versetti prima, dice, 3 versetti prima, dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo figlio affinché chiunque creda in lui non perisca. Ma che cosa vuol dire credere in lui? Che cosa vuol dire? Perché quelli che avevano opere malvagie non hanno creduto in lui, hanno preferito le tenebre, non hanno ricevuto la luce. Credere in Gesù vuol dire che se io credo in lui lo devo ricevere come Dio, come Salvatore e come Signore. Ma questo non nella mente, nel cuore. Nel cuore. O non ha detto Gesù che il primo comandamento è ama Dio con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutta la mente. Se io credo in Gesù come Dio Signore, Dio Salvatore e Signore soltanto qui nella mente, è una informazione che io ho su di Lui, so chi è Gesù. Ma se questa informazione che ho riguardo a Gesù non scende nel mio cuore, io non ci ho creduto veramente. So della sua esistenza, ma non ho creduto in Lui, perché credere in Lui vuol dire riceverlo come Dio, come Salvatore e come Signore. Guardate cosa c'è scritto sopra lo schermo. Che cosa dice? Gesù Cristo è il Signore. Questo è ciò in cui noi cristiani crediamo. Ora, questo però comporta un'altra cosa. Noi crediamo che Gesù Cristo è il Signore. Crediamo che Gesù Cristo è il Signore, ma lo crediamo nella mente o lo crediamo nel cuore? Tempo fa ho predicato un sermone che l'ho chiamato "È questione di cuore", perché è questione di cuore. Tutto sta in ciò che abbiamo nel cuore. In poche parole, credere in Gesù come Dio Salvatore e Signore vuol dire che noi dobbiamo fare l'unica cosa che Lui gradisce, cioè obbedirlo. Obbedirlo.
E un'altra cosa che Lui vuole è che noi lo amiamo. Amarlo e obbedirlo. E queste due cose camminano insieme. Se non si obbedisce Gesù, non lo si ama. E se non si ama Gesù, non si obbedisce Gesù. E in che cosa lo dobbiamo obbedire? Abbiamo detto che Giovanni 3, 16, 17, 18, 19 dice che Dio ha mandato suo figlio a morire per noi affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chi crede non è giudicato, chi non crede è già stato giudicato perché non ha creduto nell'unigenito figlio o nel nome del figlio di Dio. Il versetto 19 dice: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo ma gli uomini non l'hanno voluta, non hanno voluto riceverla né crederci perché le loro opere erano malvagie. La luce consiste, come diceva Salmo 119-105, una lampada è la tua parola nel mio sentiero, è una luce nel mio sentiero, nel mio cammino dove io devo camminare. La tua parola. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. Così ha detto Gesù. Io sono la luce del mondo. Giovanni 8:32. Io sono la luce del mondo. Ora, che cosa vuol dire o in che cosa consiste credere in Gesù? Perché se io credo che Lui è Dio, se io credo che Lui è Salvatore e se io credo che Lui è Signore, allora io devo fare una cosa. E questa la vediamo in Luca capitolo 6 versetto 46. Parole di Gesù. Luca capitolo 6 versetto 46. Guardate cosa dice Gesù. Non l'ha detto l'apostolo, non l'ha detto il fratello, l'ha detto Gesù. Luca 6, 46. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? Che cosa sta dicendo Gesù? Che se noi abbiamo creduto in Lui e lo abbiamo ricevuto come Signore, allora noi dobbiamo fare quello che Lui dice. Perché se noi, fratelli, non facciamo quello che Lui dice perché non ci piace o perché non ci conviene o perché la nostra carne non lo vuole, come leggere la Bibbia, sapete che il primo a dire che dobbiamo leggere la Bibbia è stato Gesù? Gesù è stato il primo a dirlo, che dobbiamo studiare la parola, dobbiamo meditarla. È stato Gesù il primo a dirlo. Gesù ha detto che noi cristiani avremmo dovuto digiunare. Gesù ha detto che noi cristiani dovevamo pregare. Gesù lo ha detto. Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che vi dico? Allora vuol dire che se io non faccio quello che Gesù mi chiede di fare nella sua parola, Lui, fratelli, semplicemente non è il mio Signore, non lo è. Se uno non fa la volontà di Gesù, la volontà di Dio e non mette in pratica la sua parola, semplicemente Gesù non è il mio Signore.
Ora io mi chiedo, se Gesù non è il mio Signore, mi salverò? Mi prenderà con sé quando verrà a prendere la sua chiesa, non persone a caso, la sua chiesa. Perché c'è la chiesa di Gesù. La chiesa di Gesù è sempre stata e c'è ancora. Il problema è che dentro alla chiesa di Gesù, parliamo genericamente nel mondo, dentro ci sono persone che hanno creduto e persone che non hanno creduto. Ed ecco dove si compirà uno dei tanti video che a volte porto, dove abbiamo visto nel rapimento che qualcuno era preso ma altri no. E Gesù l'ha detto, ha detto Gesù: staranno due nel campo, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. E parlava di cristiani. Staranno due a dormire in un letto, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Gesù l'ha detto. Gesù. Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che vi dico? Bisogna, fratelli, se abbiamo creduto in Gesù, dobbiamo fare o dobbiamo mettere in pratica la sua parola. Perché dico che Gesù sta parlando di fare ciò che lui dice? Di mettere in pratica la sua parola. Perché dico che sta parlando di questo? Perché se continuate a leggere nel versetto 47, Gesù sta parlando di due uomini che costruiscono le loro case, uno sulla roccia e l'altro sulla sabbia. E dice: chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. E lì comincia a raccontare Gesù l'uomo che edificò la sua casa su una roccia. Ma dopo dice: ma chiunque dice, versetto 49, ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno e senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. Chi ha ascoltato e non ha messo in pratica. Ora, se noi lo abbiamo ricevuto come Dio e come Signore, dobbiamo fare ciò che Lui dice di fare. In questo consiste la salvezza. Lo dobbiamo amare e questa è l'unica condizione che Lui ci dà. Amarlo è l'unica condizione che lui ci lascia. Perché? Perché se noi lo amiamo, allora non volendolo offendere, noi non peccheremo più, perché lo amiamo. Ma se noi crediamo in un Gesù Salvatore soltanto qui nella mente come informazione, mi importa poco se lo offendo o no. Non mi interessa se lo offendo, faccio quello che voglio, pecco, faccio qui, faccio là e domenica vado in chiesa. Essere cristiani consiste nel credere in Gesù, riceverlo come Dio, Salvatore e Signore, ma tutto questo amandolo. Che cosa vuol dire? Non qui nella mente, nel cuore. Nel cuore. Giovanni capitolo 14, versetto 15. Giovanni 14, 15. Dice così, sempre Gesù sta parlando. Dice Gesù: se voi mi amate, che cosa farete? Se voi mi amate, osserverete i miei
comandamenti. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Versetto 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a lui. Tutti vogliamo la manifestazione di Cristo. Tutti vogliamo la manifestazione di Gesù. Tutti vogliamo vedere la sua gloria. Tutti. Ma chi si manifesterà a lui? A coloro che sono amati dal Padre, a coloro che sono amati da Gesù, perché loro hanno deciso di amarlo. Loro hanno deciso di amarlo. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Chi li ha e chi non ha i comandamenti, tutti li abbiamo, perché i comandamenti di Gesù sono nella Bibbia e tutti noi abbiamo una Bibbia, tutti. Quando arriverà il giorno del giudizio, perché Pietro dice che c'è il giudizio, prima Pietro capitolo 4 versetto 5, prima Pietro 4 5, prima Pietro 4 5 dice: ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare vivi e morti. Versetto 17. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono il Vangelo di Dio? Vedete che osservare i comandamenti di Gesù è questo? Obbedire il Vangelo di Dio. Il Vangelo di Dio. Versetto 18. Se il giusto è salvato a stento o con difficoltà, dove finiranno l'empio e il peccatore? Fratelli, noi cristiani faremo una fatica a salvarci? O stiamo facendo una fatica a salvarci? E la nostra salvezza è sempre a rischio, sempre, sempre. Se noi non capiamo il succo del Vangelo, se noi non capiamo che cosa vuol dire essere cristiani, alla fine, quando arriverà il momento del giudizio, noi ci renderemo conto, o potremo renderci conto, che abbiamo soltanto perso tempo. Perché se alla fine andrò nelle fiamme eterne, tanto vale continuare a peccare. Nel Vangelo o mi do al 100% a Dio o mi do al 100% al diavolo. Non esiste la via di mezzo, non esiste. Magari dice Apocalisse, magari tu fossi freddo o caldo, ma per quanto sei tiepido, io ti vomiterò, dice Gesù, dalla mia bocca. Il tiepido è il cristiano che non è caldo, non è convertito al 100%, ma non è neanche freddo, non è completamente peccatore, cattivo o mondano, è tiepido, mezzo mondano e mezzo cristiano. Mi piace il mondo, ma mi piace anche andare in chiesa. Quello si chiama tiepido. E Gesù dice: per quanto sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. C'è un giudizio. E nel giudizio, quando saranno giudicati vivi e morti, perché tutti compariremo davanti a Dio, anche se noi siamo stati già salvati, compariremo in quel giudizio. In quel giudizio Dio a quelli salvati li metterà da una parte e a quelli condannati li manderà alla condanna eterna. Vivi e morti. Anche i morti usciranno dall'inferno
e andranno, quelli che stanno nell'inferno, andranno al giudizio di Dio. E quelli già salvati, anche loro compariranno. Perché Dio farà vedere al peccatore che questi qua si sono salvati. E se questo si è salvato, dirà Dio, anche tu lo potevi fare, ma hai scelto di non farlo. Allora tu sarai condannato. Perciò anche il salvato comparirà in quel giudizio finale del quale parla Apocalisse. Dio è pronto a giudicare i vivi e i morti, dice il versetto 5. Ma quando arriveremo là, che cosa noi diremo se dobbiamo rendere conto a Dio e non abbiamo osservato la sua parola? Che cosa le diremo? Signore, io non sapevo quali erano i tuoi comandamenti. E basterebbe chiederci, non dico chiedere perché, chiederci quali sono i comandamenti di Dio. Li conosciamo? Sappiamo quello che possiamo e quello che non possiamo fare? Tutti quelli li troviamo qui nella Bibbia. Il problema del cristiano moderno di questi tempi è che non conosce la Scrittura. Ma quando arriverà il giorno del giudizio non potrà dire io non sapevo, Signore, non lo potrà dire, perché noi abbiamo accesso ai comandamenti. Qui c'è scritto che cosa noi possiamo e che cosa non possiamo fare. Ora, prima Pietro, capitolo 4, versetto 1, dice che noi dobbiamo armarci dello stesso pensiero di Cristo, cioè rinunciando al peccato, dice in fondo, in basso, rinunciando al peccato. Questo è ciò che noi dobbiamo fare, rinunciare al peccato. Romani capitolo 8, versetto 13. Romani 8, 13 dice: perché se vivete secondo la carne voi morirete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Parliamo di opere malvagie. Dice la Scrittura che chiunque decide di persistere o di insistere o di continuare nel peccato avrà un risultato negativo, molto negativo nella sua vita intanto che è vivo, e dopo nel giudizio una condanna eterna. Che vuol dire? Che chi pretende di seguire Dio ma non lo obbedisce, le cose non gli vanno bene, perché la benedizione di Dio c'è. Paolo dice in Efesini capitolo 3 versetto, mi sembra, capitolo 1, Efesini 1 versetto 3, dice: sia benedetto il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione nei luoghi celesti. Vuol dire che Dio ha già decretato, ha già determinato che la nostra benedizione è già stata data. Il problema è che non la si può prendere se non si fa la sua volontà, anche se già c'è. Signore dammi, Signore dammi, Signore dammi. Il Signore ci ha già dato. Noi siamo benedetti. Noi dobbiamo soltanto prendere la benedizione, ma se non la riusciamo a prendere è perché non stiamo vivendo secondo la sua volontà. Metti Efesini 1:3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi
celesti in Cristo. Lui ci ha già benedetti. Ora, chi persiste invece avrà dei risultati negativi nella sua vita. Vediamo che cosa dice prima Giovanni capitolo 3, versetti 6. Prima Giovanni capitolo 3, versetto 6 in poi. Dice Giovanni: chiunque rimane in lui sarebbe in Cristo. Chiunque rimane in Cristo non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Ma la cosa sorprendente è che le parole di Giovanni non sta parlando di gente che non conosce o che non è cristiana. Giovanni sta parlando di cristiani, perché questa lettera è indirizzata a cristiani, a una chiesa. E dice Giovanni: chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto a Gesù, anche se lui pensa di essere cristiano. Figlioli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo. Colui che persiste nel commettere peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, vi ricordate? Dice Giovanni 3,19: e il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo. Gesù è venuto a distruggere le opere del diavolo, ma non il diavolo. Non è che Gesù è venuto a combattere o a prendersi a pugni con il diavolo, a botte. No, è venuto a distruggere le opere del diavolo, ma queste opere sono le opere che facevamo noi. Noi facevamo le opere del diavolo, ma siccome che abbiamo ricevuto Cristo, queste opere noi non le facciamo più. Ecco come Gesù le distrugge. Gesù distrugge le opere del diavolo non facendo che noi le pratichiamo, quelli che scegliamo Lui, quelli che abbiamo deciso di credere in Lui. Ma chi persiste nel peccare proviene dal diavolo, perché è lui che pecca fin dal principio. Non esiste il cristiano peccatore o praticante di peccato. Non sto parlando di natura, perché di natura ho già spiegato molte volte che tutti noi abbiamo una natura peccatrice, tutti noi. Per natura siamo peccatori, ma non pratichiamo il peccato. Non lo pratichiamo. Ora, bisogna stare lontani dal peccato, perché quando Pietro dice che noi dobbiamo consacrare il tempo che ci rimane di vita, sta dicendo che noi dobbiamo allontanare il peccato, stare lontani dal peccato, perché il peccato porta conseguenze negative a chiunque pecca. Ebrei capitolo 3, versetto 12. Ebrei capitolo 3, versetto 12 dice: badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani
dal Dio vivente. 13. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno affinché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. 14. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Noi siamo partecipi di Cristo a condizione che la nostra fede rimanga tale come era quando abbiamo creduto in Lui fino alla fine. Fino alla fine. Questa è la condizione per essere partecipi in Cristo Gesù. Prima Giovanni capitolo 2, versetti 3 al 6. Sto per finire. Prima Giovanni capitolo 2, versetti 3 al 6. Ho detto prima che la Bibbia ci insegna e ci mostra che noi dobbiamo avere lo stesso sentimento di Cristo, che come discepoli di Cristo che noi siamo dobbiamo diventare come Cristo, dobbiamo essere come Lui, dobbiamo camminare come Lui, dobbiamo avere la mente di Cristo. Perciò noi dobbiamo autoesaminarci, ci dobbiamo autoesaminare. E nel nostro autoanalisi dobbiamo identificare Cristo in noi. Dice il versetto 3, da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto. Vi ricordate che prima diceva Giovanni che chiunque persiste nel peccare non lo ha visto né conosciuto. Se uno pecca, non lo ha visto e non lo ha conosciuto a Gesù. Come sapere invece se noi lo abbiamo conosciuto? Dice sempre Giovanni, da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Se non osserviamo i suoi comandamenti e non li vogliamo osservare, fratelli, non dobbiamo ingannarci, non lo conosciamo. Se non vogliamo osservare i suoi comandamenti, noi non lo conosciamo. E quali sono i suoi comandamenti? Ce ne sono tanti. Potrei predicare da questo momento fino alla fine dell'anno, tutti i giorni, parlando di questi comandamenti. Che noi dobbiamo osservare, metterli in pratica, ma non per obbligo, perché Dio non obbliga nessuno, per amore. Gesù vuole il nostro amore e quando noi amiamo Gesù, allora automaticamente rinunciamo al peccato, automaticamente, perché il cristianesimo non è una religione. Il cristianesimo non è una cosa meccanica, io faccio e succede questo, non faccio e non succede quell'altro, no, tutto parte dal cuore, è questione di cuore, se lo amiamo o non lo amiamo. Versetto 4, chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. 5. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. 6.
Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Lui cammino. In questo conosciamo. Se camminiamo come Lui camminò, fratelli, siamo a posto. Se non stiamo camminando come Lui camminò, preoccupiamoci. Ricordiamo che finché abbiamo vita, abbiamo speranza. Dice la Scrittura, finché c'è vita, c'è speranza. Perciò, se abbiamo bisogno di un riconcilio con il nostro Signore, perché noi, se ci autoanalizziamo e vedendo noi e il nostro comportamento di tutti i giorni, capiamo che non stiamo facendo secondo la volontà di Dio, fratelli, siamo in tempo. Solo i morti non si possono pentire, ma se noi siamo vivi, allora chiediamo perdono al Signore, e si chiama in un linguaggio cristiano, si chiama riconcilio. Riconciliamoci con il Signore, diciamo: Signore, perdonaci, perché non abbiamo fatto secondo la tua volontà, ma da oggi in poi mi voglio sforzare e mi voglio dedicare, Signore, a vivere secondo il tuo volere, perché solo così salveremo la nostra anima. Mettiamoci in piedi. Signore, grazie ti diamo questa mattina. Grazie, Signore, per la tua parola. Grazie, Signore, perché tu, Signore, sei sempre presente, parlandoci in ogni momento, parlando, Signore, al nostro cuore. Signore, aiutaci, ti prego, nel nome di Gesù, a ritenere questa parola tua, Signore, non solo nella mente, ma anche nel cuore, Signore, nel nome di Gesù. Aiutaci, ti prego, Dio, a riconoscere, Signore, le nostre mancanze verso di te, verso i nostri fratelli. Aiutaci, Signore, a chiedere perdono a chiunque abbiamo offeso. Aiutaci a chiedere perdono a te, Signore, e a camminare nella tua via, nel tuo sentiero. Aiutaci, Signore, a fare la tua volontà. Aiutaci, Signore, ad osservare i tuoi comandamenti, perché se noi non li osserviamo e se noi non li stiamo osservando, Signore, allora, Signore, noi non stiamo facendo niente. Non stiamo facendo nulla. Aiutaci, Signore,